Oggi vi racconto la storia di Pietro Maggiore, un poeta siciliano il cui valore culturale, vedrete, è molto più grande della sua fama. È una di quelle storie di talento immenso, un'eredità che oggi rischia davvero di svanire. E per capire chi era, partiamo proprio dalle sue parole. Queste poche righe ci portano dritti al cuore del suo mondo, al suo legame viscerale con il mare. Pensate, è lo stesso mare che il 30 luglio del 2011, quando lui aveva 80 anni, è diventato la sua ultima casa. La sua morte potrebbe sembrare una tragedia, ma in realtà è stata quasi una scelta poetica, un ritorno a quell'acqua che, come diceva lui, lo faceva sentire di nuovo giovane, di nuovo leggero, anche quando il corpo ormai sentiva il peso degli anni. Ed è proprio qui che la storia si fa, diciamo, complicata. C'è una distanza enorme, quasi un abisso, tra l'incredibile valore di quest'uomo e il modo in cui è stato poi ufficialmente ricordato. Allora, guardate un po' qui. Se ci fermiamo a un trafiletto di giornale, la sua storia è presto detta. Avvocato, appassionato di agricoltura. Ma la realtà? La realtà è tutta un'altra musica. Dietro quelle poche righe c'è un mondo, premi prestigiosi, collaborazioni illustri, un'attività artistica a tutto tondo. La versione ufficiale non è sbagliata, ma omette l'anima della sua storia. E non parliamo di un artista qualunque, eh? Questa frase è di Ignazio Buttitta, uno dei più grandi poeti siciliani del Novecento. Non lo considerava un dilettante, no. Lo vedeva come un suo pari, un uomo che possedeva davvero il paradiso della poesia. Per capire fino in fondo la sua poesia, però, bisogna fare un passo indietro. Dobbiamo prima capire l'uomo. Perché la sua energia fisica e personale era semplicemente straordinaria. Era una parte fondamentale della sua arte. Proviamo a immaginarcelo. 1,80 m, un fisico potente da culturista, occhi azzurri, una voce calda, memorabile. Anche solo il suo aspetto raccontava una storia di forza, che con gli anni si è trasformata in una figura quasi iconica, con quella chioma bianchissima. Volete un aneddoto che riassuma la sua forza fisica? Eccolo, 350 kg. Ma non è solo un numero, è il peso di 5 amici che in una foto del 53 riuscì a sollevare tutti insieme sulle spalle. Un'immagine che cattura una vitalità pazzesca, quasi surreale. E questa energia non era ferma, era in continuo movimento. Era uno sportivo a livello agonistico, un viaggiatore instancabile che ha girato la Sicilia in lungo e in largo con la sua auto, molto prima dei navigatori, assorbendone ogni odore, ogni curva. E tutta questa forza, questa energia vitale, dove andava a finire? Si riversava tutta qui, nel cuore del suo genio. La sua padronanza incredibile del dialetto siciliano e la sua capacità di riportare in vita le parole più belle dimenticate. Facciamo qualche esempio. Prendiamo una parola come sbracchianno. È un termine comune, significa stiracchiarsi, sbadigliare. E lui cosa fa? La usa per dipingere un'immagine potentissima. L'alba che si sveglia, che si stira come una persona. Questo non è descrivere, è dare vita. O ancora tampasianno, una parola quasi scomparsa, che lui recupera dal passato per esprimere uno stato d'animo profondissimo. Non è un semplice camminare, è un vagare dolente, pieno di smarrimento e nostalgia. E infine sentite qua, tuppulia a tuntantà, un suono. Lui riesce a rendere udibile un'emozione, il battito del cuore che diventa un tamburo. È la dimostrazione che le sue parole erano un'esperienza per tutti i sensi. Ma attenzione, la sua arte non era confinata alla pagina scritta, no, c'è un'altra dimensione fondamentale da esplorare, la sua poesia che diventa musica, che vive attraverso la collaborazione. Ed è proprio attraverso la musica che il suo lavoro ha raggiunto il grande pubblico, insieme al musicista Mario Pintacuda, che è la fonte di questa nostra analisi. Ha trasformato i suoi versi in canzoni che sono arrivate al cuore di tantissime persone, fino a vincere un importante festival regionale. E qui c'è il paradosso, no? Nonostante il successo, la sua natura era incredibilmente umile. A lui della fama non importava quasi nulla. Molte delle sue opere più belle sono nate su pizzini, su foglietti di carta volanti, senza nessuna ambizione di pubblicazione. Gli bastava condividerle con gli amici. E allora, arrivando verso la fine, proviamo a tirare le somme. Perché è così importante oggi ricordare una figura come Pietro Maggiore? Perché non era solo un poeta, era una persona di uno spessore morale incredibile, generoso, altruista, un ottimista incrollabile, di quelli che vedono il bicchiere sempre mezzo pieno. E poi aveva un amore profondo per la gente semplice e una capacità unica di parlare ai giovani,
non dall'alto di un piedistallo, ma armi pari. E forse il suo messaggio più bello, la sua eredità più grande, è tutta in questa frase che rivolgeva proprio ai ragazzi. Un invito a dare valore alle cose che contano davvero, alla giovanezza, alle relazioni, piuttosto che ai soldi. Un messaggio di una modernità, direi, sorprendente. Vedete, la storia di Pietro Maggiore non è solo il ricordo di un grande poeta, è un invito a guardarci intorno. Ci spinge a chiederci quali altri tesori culturali, quali altre figure straordinarie nelle nostre città, nei nostri paesi stiamo rischiando di dimenticare.